tampona un tir, carambola nella corsia di sorpasso e centra una vettura con a bordo madre e figlia. Tragico incidente in A4 tra San Stino e Cessalto. Morta un 88enne, ferite altre 2 donne. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro nel Padovano, la tragedia nel pomeriggio a Campo San Martino, ex titolare di una ditta di impianti elettrici, 65enne caduto dal tetto di un capannone. Continuano le aggressioni a Mestre, al mercato di via Fapanni il ladro porta via la cassa da una bancarella e accoltella l'ambulante che cerca di fermarlo. Si è presentato alla porta del pronto soccorso del Sant'Antonio di Padova ed ha aggredito un'infermiera, arrestato un 55enne quarantenne da incandescenze all'ospedale all'Angelo. Sala slot di Cadoneghe rapinata nella notte da 2 banditi armati di coltello che hanno legato mani e piedi a un dipendente, recuperata dai carabinieri la lama. Pedopornografia via chat, perquisizioni in tutta Italia, nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza con arresti e denunce, indagini condotte sotto copertura su una piattaforma di messaggistica. Stefani, Conte, Bittonci, De Berti e Villanova, svelata in anteprima a Ring la cinquina dei candidati tra i quali la Lega potrebbe scegliere il successore di Zaia. Parte dall'ospedale di Padova uno studio con prestigiose collaborazioni internazionali sul trapianto di isole pancreatiche microincapsulate che per i malati di diabete potrebbe significare una vita senza insulina. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ennesimo incidente stradale che si è verificato lungo la A4, a perdere la vita una donna di 88 anni, ferite altre 2 donne. È accaduto tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. La lunga colonna di camion praticamente fermi sulla corsia di marcia, un'auto che arriva, non si accorge della coda fino a pochi metri dall'ultimo tir, frena disperatamente ma non riesce ad evitare l'impatto violentissimo. L'auto carambola sulla corsia di sorpasso e centra un'altra vettura. Tragico il bilancio dell'incidente avvenuto in A4 tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto, tristemente noto come tratto maledetto. A perdere la vita una donna di 88 anni seduta a fianco della figlia 66enne che guidava l'auto in sorpasso, ferita anche la conducente del mezzo che ha tamponato il camion, una 48enne di Mogliano Veneto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso le donne ferite. La 66enne è stata portata all'ospedale di Portogruaro, le sue condizioni non sarebbero gravi, più serie invece quella della moglianese trasportata all'ospedale di Oderzo. Nulla da fare purtroppo per l'anziana deceduta praticamente sul colpo. Pare che madre e figlia stessero tornando a casa a Torino. In A4 per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre le donne dalle lamiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco con 2 squadre da San Donà e Motta di Livenza, la polizia stradale ed il personale di Autostrade Alto Adriatico. Pesanti le ripercussioni sul traffico, chiuso lo svincolo di San Stino in direzione Venezia e l'allacciamento con la A28 sempre in direzione Venezia, attivato dalla concessionaria il bypass virtuale con il traffico indirizzato verso la A28 e la A27, oltre 5 chilometri di coda. L'autostrada è stata riaperta alle 15 una volta ultimate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Al vaglio delle forze dell'ordine la causa del tamponamento, non si esclude il malore o la distrazione. Raccomanda la massima attenzione il sindaco di Cessalto, a maggior ragione laddove sono in corso lavori per la realizzazione della terza corsia. Dispiace ancora di più perché si stanno facendo i lavori anche per la realizzazione della terza corsia. Durante questo fine settimana ci sarà l'abbattimento del ponte di sovrappasso di via Vittoria e ringrazio Autostrade Alto Adriatico, ringrazio la struttura commissariale, gli uffici del comune che stanno cercando di accelerare il più possibile per la realizzazione della terza corsia importante in questo tratto, ma serve sempre maggiore attenzione alla guida. Ed ancora cronaca, ennesimo infortunio mortale sul lavoro nel Padovano è accaduto nel pomeriggio a Campo San Martino.
Un gran lavoratore, era instancabile, non stava mai a casa, noi eravamo buoni a tenerlo a casa. Alessandro Rigon ricorda così il padre, sono le uniche parole che riesce a pronunciare, travolto dal dolore. Nonostante fossi in pensione, Adriano Rigon non riusciva ad abbandonare il lavoro di una vita che aveva sempre amato e così era andato lui personalmente a fare un sopralluogo nella ditta Zago a Campo San Martino. L'incidente attorno alle 11, il 65enne di Curtarolo, titolare di una ditta di impianti elettrici insieme al figlio Alessandro, era salito sul tetto del capannone di via Indipendenza. All'improvviso però qualcosa ha ceduto e Adriano Rigon è precipitato da un'altezza di 7 metri. Immediati soccorsi e l'arrivo dei medici del 118, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per i rilievi e per chiarire la dinamica dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto nella nostra provincia. Queste cadute dall'alto continuano a ripetersi, si ripetono sempre gli stessi tipi di infortuni. Noi stiamo lavorando a tutto campo, anche con la Regione, un protocollo che stiamo aspettando che venga approvato, ma di protocolli non si va avanti. Dico sempre ai lavoratori, se vi vedete in pericolo, fermatevi, altrimenti non si riesce a risolvere il problema. Abbiamo iniziato l'anno con una brutta notizia, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo insieme debellare questi infortuni sul lavoro. Adriano Rigon era esperto, cosa sia accaduto verrà chiarito dalle indagini. Il 65enne era molto conosciuto e ben voluto, un grande lavoratore, lo ricorda l'amico consigliere regionale Luciano Sandonà, suo compaesano, una persona buona e disponibile, così invece lo dipinge il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro, con cui Rigon aveva condiviso la passione per la caccia, essendo stato lui in passato presidente di un'associazione venatoria di Curtarolo. Rigon lascia nel dolore la moglie e 4 figli. Ancora aggressioni al danno del personale sanitario. L'ultimo episodio è accaduto al pronto soccorso del Sant'Antonio di Padova. Ancora un'aggressione in una struttura sanitaria, questa volta ad essere molestata con spinte e calci è stata un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Un 55enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L'accusa è di lesioni a personale sanitario e minacce. L'intervento dell'Arma ieri sera verso le 11 dopo la chiamata al 112 di una persona aggressiva all'interno dell'ospedale. L'uomo, che non era un paziente del pronto soccorso, aveva suonato per farsi aprire la porta del reparto. Vedendo le forze dell'ordine, ha cercato quindi di fuggire. Fermato, ha inveito contro gli agenti e gettato in terra ogni cosa gli capitasse per le mani. L'uomo è poi stato immobilizzato e portato al comando provinciale dei carabinieri. I militari hanno poi ricostruito che l'uomo, in stato di agitazione, senza apparente motivo, aveva inveito contro un'infermiera minacciandola e aggredendola fisicamente a calci e spintoni. Il 55enne è stato quindi arrestato e, informato il magistrato di turno, ne è stato disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza. Stamattina, nel corso dell'udienza di convalida per direttissima, l'arresto è stato convalidato. L'uomo ha quindi patteggiato ed è stato condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Ed ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia, minacciando pazienti e sanitari e rischiando di danneggiare strutture e strumentazioni, senza sapere che in attesa tra i pazienti si trovava casualmente anche il dirigente del commissariato locale. Il funzionario della Polizia di Stato ha bloccato immediatamente l'aggressore assieme ad un agente del presidio di polizia presente in ospedale e alla guardia giurata del pronto soccorso. L'aggressore, un 40enne italiano, è stato immobilizzato e scortato all'esterno dei locali, mettendo in sicurezza personale e utenza in attesa che fosse trasportato via. Rapina nella notte a Cadoneghe, nella sala giochi Lucky Slot 2, i banditi che hanno legato mani e piedi il dipendente presente nel locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova e di Vigo d'Arzere. I militari hanno accertato che ad agire sono stati 2 malviventi armati di coltello con il volto coperto da passamontagna, che dopo essere entrati nel locale hanno immobilizzato il dipendente legandogli mani e piedi con delle fascette da elettricista. Ha rafato il denaro, sono scappati. Gli investigatori hanno recuperato il coltello lungo 23 cm usato dai rapinatori, che se ne sono disfatti lasciandolo in un tombino. Non ha ancora quantificato l'ammontare del bottino. Ed ora andiamo a Mestre, dove c'è stata
una brutale aggressione al mercato di via Fapanni nel primo pomeriggio di oggi. Sentiamo. Ennesimo accoltellamento a Mestre. Questa volta è accaduto nella zona del mercato di via Fapanni, angolo Riviera Magellano. Erano quasi le 14 quando un uomo di origine straniera ha rubato la cassa al banco che vende le borse. A quel punto un operatore che ha assistito alla scena ha iniziato a inseguirlo mentre fuggiva con la cassa in mano e una volta arrivati nella zona di Piazzale Candiani gli ha strappato zaino e cassa. Il ladro però era armato e l'ha accoltellato all'addome e a una mano, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno scoperto la sua identità e soprattutto i suoi numerosi precedenti penali con tanto di denunce. Potrebbe avere le ore contate. Pedopornografia via chat, perquisizioni e arresti in tutta Italia, anche in Veneto, tra le province di Venezia, Treviso e Vicenza. 12 persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico, 14 denunce, migliaia i file sequestrati. È l'esito della maxi operazione Viper 2 condotta dalla Polizia di Stato di Venezia e estesa sul territorio nazionale. Un'attività fatta sotto copertura, quindi del nostro personale si è inserito su alcune piattaforme di messaggistica e si è inserito in questi gruppi che scambiavano materiale pedopornografico. L'attività è consistita soprattutto nel tentare di far uscire fuori queste persone dall'anonimato, quindi riuscire ad identificarle per poi procedere. 130 le chat analizzate, all'interno delle quali persone da tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. L'età di molti bambini era veramente bassa e il materiale anche a forte impatto, insomma. L'operazione ha preso avvio dalla precedente indagine del COSC lagunare che aveva portato all'arresto di 28 persone e a 60 perquisizioni. Un centinaio quelle identificate tra la prima e la seconda operazione, tutti di sesso maschile, appartenenti a estrazioni sociali differenti di un'età compresa tra i 22 e i 69 anni. Tra questi anche un uomo che come alibi per accumulare materiale pedopornografico e rimanere all'interno dei gruppi ostentava determinate collaborazioni. Ha milantato collaborazioni proprio nel settore della pedopornografia, più che altro per giustificare, immagino, la detenzione di tanto materiale. Circa 200 gli agenti della Polizia Postale coinvolti nell'operazione sviluppatasi in 18 province italiane. Quelle venete interessate sono Venezia con l'arresto di un uomo tra i 40 e i 50 anni disoccupato, quella di Treviso con un quarantenne ai domiciliari, quella di Vicenza con un denunciato. E si è potuti arrivare a questi risultati proprio grazie al lavoro degli agenti sotto copertura. Sentiamo come funziona proprio dalla voce di uno di loro. Infiltrarsi nelle comunità vuol dire parlare la stessa lingua, utilizzare gli stessi termini, acquisire la loro fiducia e cercare di portarli all'esterno di quell'ambiente virtuale utilizzato per contattare minori oppure scambiare informazioni tra di loro. E questo è un elemento importante per l'attività investigativa, perché si avvale di professionalità che sviluppiamo nel tempo e che anche in questo caso, grazie alla costante presenza nella rete della Polizia Postale, ma anche attraverso l'utilizzo di agenti sotto copertura che, come abbiamo detto, si infiltrano in quegli ambienti, è stato possibile rendere anche in questo caso internet un posto più sicuro. La Procura di Padova, siamo alla cronaca giudiziaria, ha chiesto una nuova archiviazione per le indagini sull'omicidio di Matteo Toffanin, il giovane 23enne di Ponte San Nicolò, ucciso nel 92, presumibilmente per uno scambio di persona. Potrebbe rimanere ancora una volta senza colpevoli l'omicidio avvenuto ormai 33 anni fa di Matteo Toffanin, il 23enne di Ponte San Nicolò, freddato a colpi di pistola nel maggio del 1992 a Padova per uno scambio di persona. Toffanin quel giorno stava riaccompagnando a casa la fidanzata Cristina Marcadella, che abitava nel quartiere Guizza. Anche lei rimase ferita nell'agguato. La donna abitava vicino ad un esponente della Mala del Brenta, Marino Bonaldo. Il sospetto degli inquirenti nel corso degli anni
è che fosse proprio Bonaldo, oggi 72enne in carcere, il vero obiettivo dei killer. L'uomo guidava una Mercedes bianca, proprio come il povero Matteo Tofanin. L'indagine sull'omicidio vennero archiviate nel 1996. 2 anni fa però il sostituto procuratore padovano Roberto D'Angelo aveva avviato nuove indagini sulla base di un'intercettazione registrata nel carcere Due Palazzi. In questa intercettazione un ex affiliato della Mala sembra incolpare 2 fedelissimi dell'ex boss Felice Maniero per l'uccisione del ragazzo. Sergio Favaretto e Andrea Batacchi, colonnelli di Felice Maniero, sono stati perciò indagati. Sembra che i 2 dovessero uccidere Bonaldo per uno sgarro fatto al boss. Purtroppo anche in questi 2 anni nessun nuovo elemento è emerso. L'avvocato di Cristina Marcadella, la fidanzata dell'epoca di Matteo Tofanin, ha presentato opposizione all'archiviazione e ora si attende che il giudice per le indagini preliminari si pronunci. La politica ora, ieri sera Ringhi in anteprima i 5 nomi che la Lega avrebbe già messo sul tavolo per il dopo Zaia in caso non passasse l'emendamento sul terzo mandato. Il segretario regionale Alberto Stefani, il sindaco di Treviso Mario Conte, la vicepresidente della regione Elisa De Berti, il sottosegretario al Ministero del Made in Italy Massimo Bitonci e Alberto Villanova, capogruppo in Consiglio regionale di Lega e Lista Zaia. In diretta a Ringhi, in anteprima, la rosa dei nomi tra cui la Lega potrebbe scegliere il candidato presidente del dopo Zaia, che corre in coalizione oppure da sola. Il Carroccio vuole decidere ed ecco la cinquina tra cui scegliere. E nella sera in cui esce la lista, ospiti di Ferdinando Avarino sono 2 dei papabili, Villanova e Bitonci, che svicolano dalla candidatura in pectore e riportano la discussione sul dato politico. Fino a qualche giorno fa ci dicevano che eravamo finiti, che Fratelli d'Italia ha il 37% in Veneto, che la Lega non conta più, non ha più. Perché c'è paura di presentare la lista Zaia? C'è paura di quello che può presentare la Lega? Se siamo così ridotti male come continuano a dirci, non ci dovrebbe essere paura di vedere schierata la lista Zaia, no? Villanova che non risparmia una frecciata al veleno a Giancarlo Galan, che alla magna porcazio del centrodestra ha sostenuto che Zaia in 15 anni non avrebbe fatto niente. Di penale sicuramente no, a differenza di qualcun altro, perché mi sembra che Zaia e i leghisti non siano mai finiti dentro o indagati, soprattutto per quello che è successo qualche anno fa. Da altre parti mi sembra che qualche problemino ci sia stato. Per rivendicare il proprio ruolo in Veneto, gazebo nelle piazze anche il prossimo fine settimana. Lo stesso Stefani sarà a Belluno e Conegliano, ma all'azzurro Gianluca Forcolini l'iniziativa piace poco. Domenica non l'ho capita quell'iniziativa di sabato e domenica dei gazebo, con la raccolta firme con il Veneto e i Veneti. Ma Luca De Carlo, Donazzan, Flavio Tosi, sti nomi qua vengono da Marte, non sono veneti questi. Ma contarsi è una soluzione, dice il sottosegretario Massimo Bitonci. La battaglia delle regionali chiarisce, ha ricompattato la Lega. Questa linea è talmente condivisa all'interno della Liga che diciamo ha molto ricompattato anche il movimento, anche da quelli che insomma sono sempre stati, soprattutto negli ultimi 2 anni, un po' critici nei confronti sia del tema nazionale sia del tema federale e così, e molti non l'hanno neppure nascosto, però su questo si è trovata una linea assolutamente comune. Lapidaria infine Vanessa Camani del PD sul ring di Ferdinando Avarino per l'opposizione. A me sembra che più una questione politica o una questione di appunto preoccupazione per la nostra gente sia una questione semplicemente di potere, cioè chi deve andare ad occupare quella poltrona che, come ha confermato Forcolin, ha battuta, ma che in realtà sottende un convincimento. Si può candidare chiunque, tanto siamo sicuri che quella poltrona tocca a voi. Andiamo ora nel Vicentino, ad Altavilla, con la notizia di una frana che ha invaso la carreggiata in via Montegrappa. Vediamo. Terrino e massi che hanno invaso la carreggiata, una frana, forse complice il maltempo delle scorse ore, in una zona collinare di Altavilla. Tutto è successo ad ora di pranzo in via Montegrappa, lungo la strada che collega il paese con la località Sant'Agostino. Viabilità interrotta e intervento immediato dei vigili del fuoco, sul posto carabinieri, uomini della protezione civile, quando il costone appena franato era ancora in fase di assestamento. Adesso abbiamo fatto intervenire una ditta specializzata con dei mezzi
appropriati per mettere in sicurezza il muro, perché è ancora pericolante. Adesso stiamo verificando la situazione perché sembra che a tuttora non sia ancora così stabile, però prenderemo atto, diciamo, di scavare ulteriormente di modo da eludere qualsiasi altro tipo di frana e mettere in sicurezza la strada. La strada che arriva alle abitazioni coinvolta dalla frana al momento non sarà percorribile. Per il momento le famiglie sono tranquille, non ci sono, vogliono rimanere sul posto, e stiamo vedendo però di trovare una strada alternativa, perché l'accesso è proprio da chiudere per qualche mese, e quindi adesso andremo a fare un sopralluogo nella parte alta e di creare una strada provvisoria in via di urgenza, in maniera da rendere perlomeno accessibile con dei mezzi fuori strada. Colli Iberici devastati dunque da frane e alluvioni, era accaduto lo scorso settembre, ora sono stati stanziati 2 milioni di euro per l'emergenza per 6 comuni dell'area: Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnaro, Longare, Nanto e Villago, oltre che per San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Produttori ittici veneti insieme per dare al comparto un'identità riconoscibile anche fuori dal Veneto attraverso il progetto VNETS promosso dalla Regione, il lancio alla Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle. È un periodo un po' duro per il pescatore, soprattutto per i giovani che non si avvicinano a questo mestiere. È un mestiere, ci vuole passione, ci vuole sacrificio, però dà i suoi risultati e ci deve essere tanto amore. E il sostegno delle istituzioni per un comparto, quello ittico, che vive un momento storico complesso. Alla Fiera Alto Adriatico di Caorle il lancio del progetto VNETS, promosso dalla Regione al fine di valorizzare le produzioni e i territori di 6 organizzazioni venete: Consorzio Pescatori del Polesine, Fasolari dell'Alto Adriatico, Bivalvia e le cooperative San Marco, Pilamare e di Pila. VNETS, il Veneto e le reti, quelle dei pescatori, ma soprattutto quelle che consentono a un settore di fare massa critica e promuovere le proprie eccellenze. Chiaro che è un comparto che in questi anni ha dovuto attraversare delle situazioni di criticità, ma proprio il fatto di avere una rete strutturata di questo tipo ci dà la forza di superare le difficoltà e guardare con fiducia al futuro. VNETS si propone di realizzare una campagna di comunicazione attraverso la quale assegnare alla filiera ittica veneta un'identità riconosciuta e riconoscibile anche fuori dal Veneto e mettere in contatto produttori da una parte e realtà dell'accoglienza alberghiera e della ristorazione dall'altra. Siamo tutti produttori della regione Veneto, chiaramente prodotti ittici, che non manchiamo di essere presenti, buona testimonianza con la regione Veneto, durante questi eventi fieristici. Siamo qui oggi presenti a Caorle, lo saremo a Milano al Tutto Food, saremo a Barcellona e poi via via durante tutte le puntate dell'anno a parlare di prodotti ittici, a parlare di filiera corta, a parlare di qualità. La promozione ma anche lotta non facile al granchio blu. La regione ci avvicina e questo è una luce in fondo al tunnel, perché siamo stati martoriati sicuramente da questa specie aliena e stiamo cercando di combatterla. Al momento soluzioni vere e proprie non ce ne sono, però non ci arrendiamo. Un'ultima ora di cronaca ora che ci arriva da Padova, è la notizia del provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia locale di Padova che ha evitato che un treno travolgesse 2 giovani che stavano, pensate, girando un video musicale sui binari. È stata una donna che con toni concitati ha chiamato i 2 agenti che erano appunto in servizio nel piazzale della stazione. Gli agenti si sono precipitati sul posto ed hanno trovato una scena surreale: una ragazza con il cellulare in mano che riprendeva l'amico cantante mentre seduto su una seggiola armato di microfono si esibiva appunto sui binari, ignaro del pericolo. I 2 sono stati messi in salvo dagli agenti. Parte dall'ospedale di Padova un'importante ricerca che potrebbe davvero cambiare la vita dei pazienti diabetici. Sentiamo.
Una vita senza insulina per i pazienti diabetici di tipo 1. Questo è l'ambizioso progetto che il Centro regionale per la terapia cellulare del diabete, diretto dalla professoressa Lucrezia Furian, si è dato lavorando al trapianto di isole pancreatiche microincapsulate. Il trapianto di insule pancreatiche, come viene fatto oggi, prevede che le cellule vengano isolate da un organo di un donatore deceduto e poi vengano iniettate nel paziente. Queste cellule possono essere rigettate. Noi dobbiamo in qualche maniera imbrogliare il sistema immunitario, possiamo farlo in tante maniere. Quella che abbiamo scelto è quella di nascondere le molecole che evocano la risposta immunitaria, che evocano il rigetto. Abbiamo scelto una strada che non tocca la genetica delle cellule, ma le ricopre, le nasconde tramite un biomateriale, un polimero che fa passare lo zucchero, fa passare i nutrienti, l'ossigeno, ma che non fa passare gli anticorpi che attaccherebbero le insule pancreatiche. Un progetto triennale che ha richiesto un intervento di 1.400.000 euro. 770.000 euro sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Abbiamo visto con grande favore e grande fiducia questo progetto che promette di essere un passo avanti significativo in campo scientifico e anche in campo assistenziale. Io ho fiducia nelle persone che hanno veramente un curriculum e hanno saputo ottenere la stima di grandi centri internazionali di ricerca e di assistenza e quindi si è pur consapevole che la ricerca è sempre un'avventura scientifica che può finire bene e può finire male, ma noi siamo confidenti che questo sarà un progetto che darà grandi soddisfazioni, ripeto, sia sul terreno scientifico che su quello assistenziale. Un progetto importante nato anche dalla collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. In presenza di risorse sempre meno abbondanti o sempre più scarse, la interazione fra ciò che fa il pubblico e ciò che fa il singolo cittadino sentendosi investito del dovere di dare in termini di solidarietà qualche cosa al prossimo, questo è assolutamente indispensabile. Il lavoro di squadra, che vuol dire sentire la comunità molto vicina a quelle che sono le esperienze, i progetti dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, e questo ci fa veramente molto piacere. Chiudiamo con un'ultima ora appena arrivata in redazione. Uno sci alpinista è stato travolto da una valanga nel Bellunese in un canalone sotto il passo Veneggiota. Soccorso dai sanitari del soccorso alpino di Pieve di Cadore. L'uomo è stato ferito. Maggiori dettagli nel corso del TG in onda a partire dalle 19:30. Ed è tutto. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.